5 dal primo verso fino al verso 16. Gloria al Signore. Appena trovato, vi invito a alzare in piedi, vogliamo onorare la parola di Dio. Non siamo davanti al Presidente della Repubblica, non siamo davanti a qualcuno che è più grande. Il suo nome è Gesù. Alleluia. Giovanni capitolo 5 dal primo verso, così leggiamo: il Signore sia lodato. Amen. Dopo queste cose ci fu una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento, e il primo che discendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, disse: vuoi guarire? L'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io un altro discende prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E in quell'istante quell'uomo fu guarito. Amen. E preso il suo lettuccio si mise a camminare. Quel giorno era un sabato. Perciò i giudei dissero all'uomo guarito: è sabato e non ti è permesso portare il tuo lettuccio. Ma egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina. Essi gli domandarono: chi è l'uomo che ti ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato, perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio. L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, potete accomodarvi. Alleluia. Gesù faceva miracoli su miracoli. In quel tempo meraviglioso c'erano sempre occasioni per Gesù di fare miracoli. Dopo queste cose, abbiamo letto. E prima si parlava, gli altri versi che precedono il capitolo 5, di un altro miracolo che Gesù aveva fatto: aveva guarito il figlio di un ufficiale. Dopo quel miracolo si presenta ancora un'altra occasione per Gesù di fare un altro miracolo. Alleluia. Io credo che il tempo di miracolo non è finito. Amen. Perché finché Gesù opera ci sono sempre miracoli, vero? E crediamo anche, perché la Bibbia ce l'attesta, che Gesù è lo stesso ieri, oggi ed in eterno, lui non cambia mai. Quindi se chiedi un miracolo, io credo che è possibile che il Signore ti faccia il miracolo. Amen. Dopo queste cose ci fu una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme c'era una porta, un ingresso della città, era chiamata Betesda, c'era una vasca in questo ingresso, era la porta delle pecore. E probabilmente ho letto che anticamente i pastori, prima di entrare in città a Gerusalemme, passavano per questi portici e facevano
abbeverare, no? Le pecore in questa vasca. È bello questo accostamento. Le pecore che si abbeverano alla vasca, ma noi siamo pecore del Signore, vero? Abbiamo anche noi di prendere acqua per dissetarci alla presenza del Signore. E in quel tempo Dio manifestava ancora la sua misericordia, facendo in modo che il primo che si gettasse dopo aver visto l'acqua muoversi, agitarsi, venisse guarito da qualsiasi malattia. Scendeva un angelo, il primo che scendeva nella vasca veniva guarito. È un bel significato Betesda, vuol dire misericordia. Come dire, nella presenza di Dio c'è sempre misericordia, Dio ha misericordia. E anche in questa mattina io sento di dire al Signore: abbi pietà di me. Abbiamo bisogno della misericordia di Dio. Guardate bene, la misericordia di Dio non è la pietà degli uomini. La pietà di Dio è qualcosa di vero. E quando l'uomo lo sperimenta la pietà di Dio, la misericordia di Dio, non rimane sempre in basso, ma viene innalzato. Alleluia, perché è Lui che ci innalza da un livello di miseri peccatori a un altro livello, quello di figli di Dio. E questo noi siamo figli di Dio. Siamo stati salvati dalla grazia di Dio. Dio ci ha perdonati per il sacrificio di Gesù. Siamo stati fatti figli di Dio. Amen. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Pensate, immaginate questo contesto, questa scena. Quel posto era pieno di infermi, di zoppi, di paralitici, come abbiamo letto, ciechi, sordi. Tutti erano lì perché aspettavano l'agitarsi dell'acqua e facevano a gara per immergersi, per essere il primo ad immergersi. Gloria al Signore, quanti bisogni ci sono nel popolo del Signore, Alleluia, ma possiamo dire che non è solo per il primo, ma tutti possono trovare grazia agli occhi di Dio. Tutti noi ancora in questa mattina, tutti quelli che ci ascoltano tramite Facebook, possono trovare grazia agli occhi di Dio, misericordia. Alleluia, tutti possiamo ricevere qualcosa dal Signore. E Gesù si trovava lì. Non era un caso. Si trovava lì perché certamente il Signore sapeva che c'era quell'uomo che da 38 anni era infermo e nessuno ha avuto mai la pietà, la misericordia di aiutare quell'uomo a scendere nella vasca. Eppure quell'uomo era lì che aspettava l'occasione, l'opportunità. Dopo 38 anni non si era stancato. Alleluia, finché, alleluia, c'è Gesù, dopo 38 anni, non un mese, un anno, 38 anni, finalmente arriva il suo turno. Alleluia, Gesù rivolge la sua parola a quest'uomo, gli dice: vuoi guarire? Quest'uomo gli dice: Signore, io non ho nessuno, come dire, vorrei, ma la mia situazione è tragica. Io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci provo io a scendere, un altro che giunge sempre prima di me. Non ho nessuno, Signore, come posso? Gloria a Dio, quante volte abbiamo detto anche noi nella nostra vita: non ho nessuno. Non so se ti è capitato a voi, a me è capitato, non ho nessuno. E proprio in quei momenti il Signore mi ha dimostrato che c'era Lui per me. Io non ho nessuno, ma io sono qui. Vuoi guarire? Alleluia, ecco che il Signore interviene, facendo questo miracolo.
lo guarisce, alzati, prende il tuo lettuccio e cammina. L'uomo obbedisce, prende il suo lettuccio, si mette a camminare, entra, ed era un giorno di sabato. E tutti gli domandarono a quell'uomo che era stato guarito: ma è sabato, perché prende il tuo lettuccio ed entri qui, cosa fai? E quell'uomo rispose: lui che mi ha guarito mi ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina. E questi ti domandano: chi è che ti ha guarito? A questa domanda quest'uomo non sa rispondere perché non conosceva Gesù. Chi mi ha guarito? Come gli risponde? Ho voluto fare una riflessione su questo fatto, perché tante volte anche a noi cristiani succede la stessa cosa. Riceviamo dal Signore, ma non possiamo dire che lo conosciamo. Perché non sappiamo parlare di Gesù? Non sentiamo il bisogno di ringraziarlo. Non sentiamo il bisogno di stare nella casa del Signore, a servirlo. Chi mi ha concesso la grazia? Chi mi ha guarito? Io conosco tanti che dopo aver conosciuto la guarigione, aver sperimentato il beneficio da parte del Signore, non l'ho più visto in chiesa. È una cosa sbagliata, vero? Dobbiamo riconoscere cosa ha fatto Gesù per noi. E se non lo conosci, chiedi di conoscerlo. Se io li voglio conoscere, non mi sei. Mi hai guarito, sei intervenuto in quello che era il mio bisogno, ma chi sei? È importante conoscere il Signore, perché più lo conosci e più te ne innamori. Più lo conosci e più ti convinci che più non ne puoi fare a meno. Amen? Amen. Gloria al Signore. Vedete? Chi che ti ha guarito? Quell'uomo che era stato guarito non sapeva chi fosse Gesù. Infatti Gesù si era allontanato perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò. Più tardi Gesù lo trovò. Sembra che andasse in cerca di quell'uomo. Abbiamo cantato: Gesù ha preso la vita mia e non vuole lasciarla. Gesù lo aveva guarito, non è che poi lo lasciava. Va in cerca di quell'uomo. C'era tanta gente, si era allontanata. Poi cerca il momento di incontrarlo da solo. E quando avviene questo nella nostra vita? È un momento speciale, quando da soli, io da solo incontro Gesù. Amen? Alleluia. Più tardi Gesù lo trovò dove? Nel Tempio, non era a passeggio, lo trovò nel Tempio a ringraziare Dio. Alleluia. E dice una cosa il Signore. Meraviglioso, perché il Signore ha sempre qualcosa da dire, ha sempre una parola per noi, e in questa mattina il Signore ha una parola per te. Alleluia. Ecco, tu sei guarito, ti dice, non peccare più, non ti accada di peggio. Ora, non vuole dire questo che quell'uomo era infermo perché era un grande peccatore. Gesù lo aveva guarito e insieme alla guarigione aveva dato una guarigione ancora più importante, che era quella spirituale. Amen? Quando il Signore interviene in un modo splendido e completo. Guarisce il corpo, guarisce anche l'anima, guarisce lo spirito dell'uomo. Amen? E quando gli dice: tu sei stato guarito, hai sperimentato la mia grazia, hai usufruito del mio intervento nella tua vita, adesso ricordati quello che ti è accaduto, non ti allontanare mai dalla mia presenza, dalla mia grazia, che non ti accada di peggio.
cosa può accadere di peggio? La morte spirituale. Questo è il peggio che può accadere. A volte inseguiamo tanto la guarigione fisica, ma c'è qualcosa di molto più importante della guarigione fisica. È la guarigione dell'anima nostra. Amen. Quell'anima violentata dal nemico. Quell'anima veramente sofferente. Quell'anima che non è visibile a tutti, ma è qualcosa che abbiamo dentro di noi, quel peso, senza la grazia di Dio, senza l'aiuto di Dio, quel peso, quella malattia spirituale, produrrà in noi la morte spirituale. Quando Gesù dice, ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio, vuol dire adesso va dall'anima tua, Alleluia! Il fisico è stato guarito, adesso continua a camminare per questa strada. Amen, fratelli e sorelle. Amen. Questo è un meraviglioso insegnamento, vale per tutti noi. Sicuramente quando abbiamo ricevuto dal Signore la pace, la gioia, quei momenti di conversione, i primi momenti che abbiamo sperimentato, sono stati momenti bellissimi, vero? Qualcuno ha ricevuto anche guarigione fisica, gloria a Dio, amen. Non vogliamo dimenticarci di colui che ci ha fatto del bene. Amen? Alleluia, gloria al Signore. L'uomo se ne andò, si separò da Gesù e finalmente poteva dire a quegli uomini che le avevano domandato chi è che ti ha guarito, poteva dire chi voleva guarire. L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. Adesso so chi mi ha guarito. Mi avete domandato chi mi ha guarito e non lo sapevo, adesso so perché lui ha parlato con me. Amen. Mi ha parlato in un modo che mi ha fatto capire chi è. Lui è Gesù. Amen. Alleluia. Che bello conoscere il Signore, fare un'esperienza personale. Alleluia, il popolo di Dio non si può affidare solo alla frequenza domenicale del culto. I figli di Dio devono avere la comunione con il Padre sempre. Amen. Voglio invitarvi a cercare questa comunione personale, questo rapporto personale con Dio che è vivente, che è spirito. Non devi metterti davanti a un'immagine, un quadro, no, cerca nel tuo cuore, anche a casa, mentre sei seduto sulla sedia, cerca col tuo pensiero, rivolgi il tuo pensiero al Signore, col cuore, cerca Gesù, l'autore della tua salvezza. Amen. Colui che ti ha permesso di diventare figlio di Dio. Gesù. Alleluia. Affronterai diverse difficoltà nella vita. Le stiamo affrontando e sempre le affronteremo. In famiglia, nel lavoro, nelle circostanze a noi vicine. Sì, ci sono sempre combattimenti, turbolenze varie. Ma in tutti questi combattimenti che tu dovrai affrontare, se conosci Gesù, puoi dire in tutte queste cose io sono più che vincitore. Amen. Sì, c'è da combattere, c'è da soffrire, ma gloria a Dio, io so in chi ho creduto. Amen. So chi è Gesù, posso dire Gesù è il mio Salvatore, è il mio Redentore. Amen. E io so che il mio Redentore vive. Amen. E certamente mi verrà in aiuto. Amen? Quando mi verrà in aiuto? Nel momento opportuno. Ma quanto dovrò aspettare? Continuo ad aspettare. Se ti ha detto che devi aspettare, devi saperlo aspettare. Ma certamente Lui verrà. Amen? Amen. Gloria al Signore. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo ringraziare il Signore mentre
Glorifichiamo il Signore, stando in preghiera, in adorazione.